servizi, diciamo, alla persona. Oggi sono qua in veste, diciamo, di amico, perché oggi parleremo di bellezza. Ti piace la bellezza? Cos'è che ti piace della bellezza? I capelli. Benissimo. Siamo tutti d'accordo che i capelli fanno parte della bellezza? Siamo? E cosa segue alla bellezza? Salve amici di Telecarpanea. Lunedì 3 febbraio presso il centro diurno Il Girasole di Nogara si è svolta una conferenza sull'igiene personale. La lezione, gestita dal docente Graziano Osti, titolare degli istituti di bellezza Pacific Day di Roverchiara Isola Rizza, e organizzata dal centro diurno Girasole US21 e da Aesthetic, la cosmesi e servizi di parrucchieri ed estetiste di Nogara, ha visto un vivo interesse dei partecipanti. Ma vediamo alcune immagini e commenti da parte dei diretti interessati. Adesso scendo, ok, mi faccio la doccia, mi lavo i capelli, mi taglio la barba, anche della pelle e del viso. Quello in gel, dopo barba, quello denso, va bene anche quello, alimenta la pelle, diciamo. Però come? Un liquido. Aftershave. Poi che becca. Aftershave. Quello è comico. Domande? Non so, cosa fate uso? Allora, adesso dedico un po' di spazio alle donne. Cosa fate uso al mattino per il sapone? Acqua e sapone. Che tipo di sapone? Bagno schiuma, io mi faccio la doccia tutto il corpo, mi lavo la faccia con l'acqua e bagno schiuma dipende, Neutro Roberts, dopo il nome di marca, così, Voltaico Roberts, Malizia. Siamo qui al Dipartimento di Salute Mentale di Legnago US21. Vicino a me Silvia, che è una delle componenti del team, a cui passo ovviamente il microfono perché possa, assieme alle sue colleghe, dare maggiori informazioni per quanto la funzionalità di questa sede. Allora, questo è il centro diurno Il Girasole, che è a Nogara, dal quale afferiscono alcuni pazienti del Dipartimento di Salute Mentale. Il nostro compito qui è quello di accompagnare le persone affinché possano ritornare, nonostante un momento di disagio mentale che può capitare comunque nella vita di ognuno, a un recupero di alcune abilità in funzione di tornare a un quotidiano, a una vita di tutti i giorni. Il primo posto da cui si parte è il proprio modo di vedersi e di stare bene con se stessi, ed è il motivo per cui abbiamo organizzato questi incontri. Uno incontro con questi meravigliosi esperti che ci hanno accompagnato nella giornata di oggi, per vedere come si può rivedersi allo specchio in modo positivo e propositivo. Vi presento vicino a me le mie colleghe, noi lavoriamo insieme in equipe e questo è il nostro modo poi di lavorare anche qui al centro diurno. Beatrice, operatore sociosanitario, Renata, operatore sociosanitario, e Becca, educatrice professionale. Paolo, com'è andata questa mattina? La giornata, la mattinata, diciamo la lezione, i consigli che sono stati dati attinenti a quello che è la bellezza, l'autostima e i consigli su come gestirci sotto l'aspetto dell'igiene. Com'è andata? È stato molto interessante, anche dal piano del look, la cura dei capelli, la cura del corpo e soprattutto per me che sono un uomo anche la barba. Ok, secondo te la vedi positiva la cosa? Immagino che tu già da domani mattina tenga conto dei consigli che ti sono stati dati e che tu possa già da subito, diciamo, in un certo senso utilizzarli questi consigli. Sì, possono utilizzarli anche se già qualcosa sapevo, perché sono stato
stati fatti altri gruppi con le operatrici interne, tipo la cura di sé. Questo è stato solo un rispolverare. Perciò per te, diciamo, hai avuto delle conferme anche Sì. su quello che tu, ok. Passiamo a Stefania, un viso femminile, ovviamente, abbiamo una donna, abbiamo sentito l'uomo, sentiamo adesso Stefania. Stefania, anche per te la stessa domanda che avevo fatto Sì, è poc'anzi. stato utile e ci siamo confrontati un po' tutti, ecco. Abbiamo imparato qualcosa, certi prodotti io non li conoscevo e magari li usavo poco, tipo Sorgella, quelle cose lì. Certo, sei convinta anche te comunque che l'autostima di una persona passa anche da questo aspetto che abbiamo discusso questa mattina? Sì. Poi noi abbiamo anche un cartellone, che c'è scritto io valgo perché sono unico, allora dobbiamo anche... Perfetto, Ecco. E il volerci bene, Sì. la coscienza che noi valiamo. Sì. È molto importante questo, perché tante volte succede a me, succede a tantissima gente che ci si alza al mattino e non è come le solite mattinate. Anch'io stamattina ho visto la pioggia e ho detto non vado neanche al centro per questa riunione, poi ho detto adesso qua Stefania parti e vai, insomma, mi sono fatta il caffè anche perché vivo da sola, dunque mi sono messa la mia sveglia E sei giunta qua con entusiasmo. sì. Sentiamo adesso, ecco, l'ultima intervista che facciamo. Allora, come giudichi la mattinata, tu, in quanto uomo? Allora, per me è stato importante. Soprattutto ho cercato di ascoltare col cuore quello che ci hai detto e penso proprio che facendo parte un po' della nostra patologia, la depressione, queste cose qua, in cui delle volte non hai proprio voglia di non far niente, fai fatica a lavarti, sia farsi la doccia, sia lavarsi le parti intime, in tutto insomma. E penso che sia stato molto importante quello che tu hai detto questa mattina, perché ci fa capire che se riusciamo anche tante volte a violentarci, nel senso di dire sì, no, adesso tu mi dici di no dentro di te, io dico sì. E allora vado, mi faccio la mia doccia, cerco di tenermi bene nelle parti intime, cerco di cambiarmi tutti i giorni, cerco insomma. E tutto questo è l'autostima secondo me. L'autostima, ma una cosa importantissima è anche il discorso che ho sentito poc'anzi, perché io valgo. Io sono una persona. In un momento difficile della mia vita comunque io sono una persona, perché tutti noi siamo persone che contiamo. E nel progetto che adesso è stato valutato di fare queste cose è importantissimo, specialmente se lei, come ha detto, sarebbe disponibile a venire un'altra volta, sarebbe veramente bello approfondire ancora di più quello che è il nostro essere, il nostro rapportarsi con noi stessi, perché la prima cosa passa, se noi riusciamo ad amarci noi, sicuramente riusciremo poi a dare amore anche agli altri. Guarda, su questo io sono pienamente d'accordo, è stata per me una mattinata importante questa, io sono con voi nel momento in cui voi avete bisogno tutti nuovamente di questi consigli, diciamo, perché i miei sono consigli, io sono a disposizione con voi e per me è iniziato un nuovo percorso anche sotto l'aspetto mio professionale, perché per me è una nuova, dopo tante esperienze già vissute in quest'ambito in cui io agisco, per me questa è una delle cose più belle che ho avuto in tanti anni. È stato un piacere essere stato con voi, per me confesso è stata, ne ho tenuto tanti di questi momenti, di queste giornate, in questo posto per me è stato un po', diciamo, sono nuovo, è stato positivo anche per me perché ho conosciuto gente nuova, simpatica, e bella gente che ha voglia di affermarsi nella vita. Questo è importante. Che ci fa Taglia uno! Taglia uno! Grazie e arrivederci alla prossima!